Ecco, ci siamo ad Annone Veneto, siamo con il capogruppo della lista di minoranza Andrea De Carlo, al quale voglio chiedere subito come inizio cosa ci può dire a porre all'attenzione di chi ci sta guardando su Annone Veneto. In questo momento c'è l'atto come tema molto discusso, se magari ci vuol parlare. Sì, in questo momento i due temi principali agli occhi dell'opinione pubblica, innanzitutto il nuovo casello previsto a confine tra il nostro comune e San Stino. Previsto infatti lo spostamento, pare che dagli ultimi progetti, l'ultimo progetto dovrebbe esserci una parziale modifica rispetto a quello presentato un mese e mezzo fa a San Stino. Il casello dovrebbe essere l'uscita in Annone Veneto e poi entreremo direttamente in comune di San Stino di Livenza. Questo il vostro sindaco, la Daniela Savian, è riuscita un po' a mettere una pezza a quello che al momento sembrava penalizzare il vostro comune. Lei è soddisfatto di ciò che sembrerebbe che Chisso abbia accordato come modifica al progetto, o comunque si va a subire un qualcosa? No, io sono soddisfatto se i cittadini innanzitutto di Loncon saranno soddisfatti di questa soluzione. E la cosa sulla quale abbiamo alcune perplessità riguarda per quanto riguarda il nome che verrà dato al casello, perché inizialmente si parlava di Annone Veneto ed eventualmente San Stino e Caorle. Con la modifica speriamo rimanga sempre il nome di Annone Veneto, perché sono sicuro che non è per far campanilismo, ma è importante per il nostro territorio, soprattutto per quanto riguarda la zona nostra che è grande produttrice di vino. Il nome nel casello potrebbe essere utilizzato proprio per la promozione del prodotto. Mentre per gli espropri è tutto a posto o c'è un po' di malcontento? E poi mi sembra, sentivo, almeno leggevo, di fare un altro accesso viario a nord dell'autostrada. Questa è un'ipotesi, più che accesso viario a nord dell'autostrada dovrebbe esserci un prolungamento dell'attuale collegamento parallelo dell'autostrada, che dovrebbe andare a incidere sul bosco di San Stino. Da quanto pare comunque dovrebbe essere una soluzione che prevede una pista ciclopedonale ed eventualmente ad un traffico limitato solamente per veicoli di piccole dimensioni. A quando notizie certe se questo verrà accettato? Domani sera c'è l'incontro con la popolazione dove interverrà anche appunto l'assessore regionale Renato Chisso. Si terrà qui a Annone? Ad Annone Veneto, a Loncon, per cui vedremo l'ultima soluzione. Questa è anche pubblica, può partecipare? No, è pubblica, infatti è prevista anche nella procedura di via. Cioè viene fatta al municipio qui alle nostre spalle? Viene fatta a Loncon. A Loncon, perciò chi vuole può partecipare. Esatto, chi vuole. Per andare invece sull'altro tema caldo, che è quello dell'atto, voi avete il vostro sindaco che fa parte del CDA, quello nuovo, come consigliere. Leggevo proprio stamattina un articolo sul giornale dove il vicepresidente Renato Querini, che è anche sindaco di Cinto, smentiva il discorso dei 300-600 euro come contributo ad ogni seduta, ma al di là di questo poi c'è anche Teso e Stival che fanno polemica, contestano, insomma, visto l'esclusione di Portogruaro e San Michele. Lei qual è il suo pensiero su questa cosa qua? Ma guardi, noi vogliamo un attimo restare fuori da queste polemiche. Riteniamo infatti che il problema principale dell'atto sia la soluzione di quello che delle modifiche che dovranno avvenire proprio in seno al servizio idrico integrato, dove è prevista appunto la privatizzazione del servizio. Questo è per noi l'aspetto principale sul quale i nostri politici dovranno, almeno spero, trovare un accordo e trovare una soluzione. Perché io penso che comunque voi siate avvantaggiati avendo in consiglio il vostro sindaco. Ma su questo è chiaro che per noi fa piacere che il nostro sindaco
sia presente in seno al CDA. Speriamo che rimanga anche fra 3 mesi, visto che pare che per accogliere le posizioni del comune di San Michele al Tagliamento, dove sembra che stiano facendo una causa legale o vogliano farla. Ecco, per cui è da capire poi quali saranno gli amministratori della nostra zona esclusi, con l'eventuale entrata del sindaco di San Michele. C'è anche Portogruaro. Voi avevate fatto, lei mi aveva mandato qualche giorno fa un'email in cui c'era un documento che voi mi sembra abbiate presentato in Consiglio Comunale riguardando la privatizzazione, che riguardava la privatizzazione dell'acqua, chiamando in causa i politici, penso quelli appunto regionali, cioè sovracomunali, no, perché l'interesse dei vari consigli comunali c'è stato. In questo caso io ho messo nel mio sito la regione Lazio, la regione Piemonte, che ha fatto proprio un documento in cui contesta la privatizzazione dell'acqua. Lei nello specifico cosa pensa di ottenere con questo documento qua? Chi sono i politici chiamati in causa? Beh, innanzitutto i politici, io ritengo che i primi politici a essere chiamati in causa siano gli amministratori locali. È chiaro che poi dovranno essere gli amministratori regionali, i nostri politici regionali a farsi carico del problema, ma se il tutto parte dagli amministratori locali la questione ha più peso logicamente. Per quanto riguarda invece la mozione che abbiamo presentato fine dicembre, che presumo dovrebbe essere discussa al prossimo Consiglio Comunale, noi chiediamo appunto una deliberazione da parte del Consiglio dove l'acqua sia considerata un bene primario come l'aria, questo è il discorso, e per cui con questo passaggio addirittura vorremmo chiedere che fosse eventualmente in futuro nello stesso statuto del comune sì messa l'acqua come bene primario, ma addirittura quella quota che il comune manterrebbe in seno all'acquedotto, al nostro acquedotto, fosse incedibile, cioè la quota rimanga, non si vada sotto quella quota. Cioè mettere dei paletti a scanso di equivoci per semplificare, insomma.